Questa trasmissione è offerta da Caseificio Valtagliamento. Benvenuto al sindaco di Ovaro, Lino Not, un sindaco noto come il suo cognome. Come stai, sindaco? Diciamo bene, lavoriamo, seguiamo tante cose, per fortuna, ecco, ci siamo rimessi in moto a Ovaro. Ecco, allora è un anno dalla votazione, dall'elezione tua, no? Dal tuo ritorno, possiamo anche dirlo, no? In sella al comune di Ovaro. Ecco, fai un bilancio magari di questo periodo che mi pare stato intenso, difficile, complicato, perché anche il Covid non ti ha aiutato molto, ma comunque avete fatto molto. A fine settembre è un anno delle elezioni comunali che sono a Ovaro arrivate dopo periodi complicati di commissariamento, di missioni, quindi quasi 2 anni in pratica di mancanza di amministrazione. 2 anni impegnativi, sotto tanti punti di vista. Sono arrivato, chiaramente non la struttura era latitante, ma il segretario comunale arrivava a qualche ora, le posizioni organizzative, i capi ufficio erano tutti in scadenza, convenzioni con i comuni che a dicembre scadevano e quindi bisognava mettere mano per sistemare un po' tutta la struttura e organizzare i servizi. Dopo c'è stata anche un'alluvione a novembre, l'incendio della latteria il 31 dicembre che eravamo alle 2 della mezzanotte ancora in latteria, il Covid molto impegnativo, intenso. Ricordo che i primi di marzo eravamo il comune in provincia che aveva la percentuale più alta di positivi. Se la regione non decideva di fare zona rossa tutta la regione, avevamo deciso di fare zona rossa il comune di Ovaro. Insomma, quindi un periodo veramente a ostacoli. Poi un periodo invernale con tantissima neve anche, no? E quindi è un periodo molto impegnativo. Però diciamo che abbiamo lavorato, abbiamo seguito e abbiamo messo in piedi un po' la struttura organizzativa del comune e adesso siamo, diciamo, quasi al 100% del lato pratico operativo che anche con la struttura ormai in fase di completamento, quindi si inizia a lavorare per il discorso di prospettiva, non per sistemare un po' le cose che erano in piedi. Bene, hai parlato della latteria, quindi i lavori sono ripresi, si comincia un momentino a vedere la luce, ecco. Sì, la latteria purtroppo ha avuto questo grosso incendio, un momento particolare difficile, in quanto la parte nuova che era in fase di completamento doveva partire a maggio, l'attività è stata tutta distrutta, quindi compromessa anche la parte vecchia e i proprietari chiaramente avevano delle difficoltà serie anche nel decidere cosa fare. Stavano addirittura pensando anche di portare tutto in altre zone, in altre sedi. Abbiamo cercato con la regione di fare dei ragionamenti, abbiamo cercato di trovare le soluzioni, chiaramente tutta la parte nuova che era in fase di completamento è stata completamente demolita in quanto le strutture in cemento armato ormai erano tutte compromesse e sono stati avviati i lavori per rimettere in funzione nella parte vecchia che abbiamo constatato che per fortuna la struttura era ancora in condizioni efficienti. Si sta lavorando per rimetterla in funzione in questo periodo qua, ecco, i lavori vanno avanti all'interno per cercare di tornare a riprendere. Parlando con la proprietà, ecco, l'idea è fra 1 mese o 2 i lavori possano essere completati tra un paio di mesi e quindi possa riprendere l'attività. La parte nuova chiaramente tutta demolita, sarà tutta da vedere perché la cosa lì è molto più complessa di quanto si capiva all'inizio. Beh, intanto si ripartirà. Sì. E poi mi pare che la cartiera ha cambiato proprietario, quindi che prospettive ci sono? La cartiera ha cambiato il gruppo, è entrato in un'altra holding, diciamo che prima era canadese, adesso è americano, negli Stati Uniti, però il gruppo è sempre quello e si sono anche inseriti nel gruppo degli stabilimenti che erano concorrenti alla cartiera. Quindi la cartiera adesso va avanti, lavora bene, non ha problemi in questo momento di produzione e ha in programma anche un grosso investimento
che dovrebbe partire in autunno di quest'anno e completarsi la prossima estate, quando faranno la fermata generalmente in agosto, di rifare completamente tutta la centrale termica che produce vapore e produce energia elettrica, per avere la produzione di energia elettrica completamente autonoma per i loro servizi. Un investimento che va oltre gli 8 milioni. Quindi anche questo investimento, io credo che la cartiera per i prossimi anni abbia garanzie e certezze di andare avanti e di lavorare. Ricordo che la cartiera occupa 160 persone fisse e quasi altrettanto dell'indotto, e quindi l'economia di Ovaro e della Valata. E quindi anche su questo passaggio, ecco, è stata una cosa ben fatta, importante, che per il momento, ecco, va avanti bene. Ecco, quindi l'economia, diciamo così, è in salute, se possiamo dirlo, no? Ecco, come in salute mi pare anche i lavori pubblici che state facendo. Io ho letto anche che ci saranno anche dei soldi che arriveranno dalla Regione per lo sviluppo della montagna, e la Val Pesarina dovrebbe essere interessata. Ti consta questo, Sindaco? Ma non so se siete riferiti ai discorsi, credo, dei 600.000 euro per esatto. migliorare la viabilità di accesso alle Marghe. Era una richiesta che avevamo fatto ancora a fine primavera, un po' tutti i sindaci che erano interessati al comprensorio, quindi di Ovaro, la Val Pesarina e Sauris e Socchiere, in quanto in quel comprensorio ci sono diverse Marghe, e per discorsi di varia prima, ma poi anche di alluvioni in autunno, la viabilità era abbastanza compromessa. Quindi abbiamo fatto la richiesta che la Regione dia una mano per sistemare questa viabilità. La Regione ha messo a disposizione 600.000 euro nella variazione di bilancio. Adesso abbiamo fatto le assegnazioni definitive per cercare di avere questi fondi per sistemare. Chiaramente si tratta di lavori di manutenzione ordinaria, non interventi straordinari, perché poi sono diversi comuni e quindi le cifre che arriverà anche per ogni comune sono cifre chiaramente di lavori di manutenzione. Sì, non grossi investimenti. Ecco, invece per quanto riguarda la linea del Consorzio Acquedotto, i lavori che saranno previsti, qualcuno si lamenta anche delle tariffe, per dire la verità, però... Ma sul discorso acquedotto noi abbiamo fatto un incontro, l'ultimo consiglio comunale che avevamo concordato, avevo richiesto io poi al vicepresidente del CAFC, che è il rappresentante della Carnia in quell'organismo, che si poteva partecipare a un incontro, a un dibattito per fare un po' il punto su queste cose. Finito il Consiglio Comunale abbiamo fatto un incontro aperto anche al pubblico se voleva partecipare, abbiamo parlato dei lavori che ad Ovaro sono necessari per mettere in sicurezza e dare risposte alla popolazione. Ricordo ad esempio quello che è più urgente è l'acquedotto di Cludinico, in quanto è una situazione abbastanza precaria, ma ci sono altre realtà che bisogna intervenire per rendere efficiente e funzionante bene gli acquedotti. Abbiamo parlato evidentemente anche di tariffe, che è la cosa per la montagna, tutti quanti dicono che non è così, i costi che la montagna deve sopportare non possono essere uguali o addirittura superiori a quella della pianura, e abbiamo parlato anche della necessità che in montagna la struttura operativa del CAFC, che è a Tolmezzo, dovrebbe essere anche potenziata. Quando ci sono delle persone che funzionano, che girano, che si danno da fare, eccetera. Però, visto il territorio che è molto ampio, probabilmente la struttura tecnica e lo sportello che è un mezzo per i cittadini sono cose che la gente richiede, che siano funzionanti e che diano risposte. Quindi sono queste le richieste che poi in una nota ho inviato al vicepresidente del CAF dopo l'incontro che abbiamo fatto. Ecco, senti, fra poco riapriranno le scuole, no? Siete pronti? Beh sì, le scuole da noi, per fortuna, abbiamo spazi abbastanza ampi e non abbiamo classi numerose, per cui abbiamo la possibilità ormai anche se serve, di dividere le classi, perché gli spazi ci sono, però mi sembra che alcune classi sono già con numeri abbastanza rientranti nella normativa, per cui i lavori per concordare con l'Istituto Comprensivo
della Vallata, che poi a questo punto i comuni del fondovalle fanno riferimento tutte nella struttura di Ovaro, sono disponibili, sono funzionanti e quindi la cosa darà risposte sicuramente all'altezza delle necessità che la scuola stessa ci richiede. Ecco, senti, mi pare che il turismo ha ripreso un po', no? Però insomma, sono anche queste vaccinazioni che mi pare che tutti stanno correndo per... com'è in montagna? Com'è la situazione secondo te? Beh, diciamo che il turismo abbiamo avuto, secondo me, delle presenze abbastanza interessanti quest'estate. Prima di Ferragosto noi abbiamo riaperto, dopo 2 anni, anche il campeggio comunale, che è una struttura così efficiente e funzionante, e abbiamo fatto anche qua un po' di salti mortali per riuscire ad aprirlo, una gestione che credo dia risposte anche queste interessanti e importanti. Io ho fatto il giro il giorno di Ferragosto nel campeggio a salutare il pomeriggio tutti i campeggiatori, e posso dire che il campeggio Ferragosto era completo. Questo credo sia una cosa bella e interessante. So che anche l'albergo diffuso ha avuto tutti questi periodi sempre tutto esaurito. So che anche in altre strutture, ecco, c'era della gente che partecipava, girava e era alloggiata anche nelle case private. Penso che bisognerà fare ancora un salto. Ovaro deve pensare in particolare al discorso legato allo Zoncolan, e sarà uno degli argomenti che affronteremo adesso in autunno, sperando sempre che si riesca a fare incontri e che il Covid non ci torni a creare difficoltà per fare assieme dei approfondimenti. Faremo degli incontri per impostare un ragionamento complessivo dal versante di Ovaro. Credo che il Covid sicuramente ha condizionato tante cose. Ecco, come dicevi tu, i discorsi dei vaccini in montagna stanno anche andando avanti abbastanza bene. Sicuramente in montagna delle nostre vallate ha contribuito l'azione che abbiamo fatto tutti i sindaci votando un ordine del giorno dove avevamo chiesto di fare all'azienda sanitaria di organizzare anche i punti vaccino nelle singole vallate. In effetti, dopo qualche ragionamento, è stato organizzato in ogni vallata, cioè a Ovaro per la Val Degano, a Lampezio per la Val Tagliamento, a Paluzza per la Val But e a Paolaro, i punti vaccini una volta alla settimana. Dobbiamo dire che questi punti vaccini hanno funzionato bene. Io ho seguito Ovaro, era il venerdì mattina e pomeriggio, ha funzionato bene e ha dato risposte credo proprio interessanti. Adesso siamo arrivati a un punto che con oggi si chiudeva la seconda fase delle vaccinazioni della prima dose, e con il prossimo venerdì riprenderanno la fase della seconda dose. Dopodiché saranno ancora 5 venerdì, dopodiché ecco, credo che questa esperienza fatta nelle vallate potrebbe chiudersi, in quanto ormai ecco, la maggior parte della gente ha partecipato. Sicuramente mancheranno ancora quelli di una certa età, però ecco, non credo che queste cose poi si potranno continuare a fare nelle vallate. La risposta c'è stata. La volontà nostra di tutti i sindaci di chiedere questo intervento è stata data in porto, la direzione sanitaria ha capito che era utile, perché mandare tutta la gente a Tolmezzo o Gemona sicuramente non dava questi risultati. Quindi i risultati sono stati. Chiaramente ci sono qualche comune magari che ancora ha una percentuale più bassa, ma sono anche comuni che hanno buone percentuali anche in Carnia. Bene. Grazie Sindaco, hai dato un quadro veramente completo, perché mi pare che in un anno hai dato una sterzata importante, come si dice, hai messo il turbo. Per cui... ti posso dire anche che per proprio iniziare a dare un segnale concreto abbiamo per il periodo estivo messo in cantiere un programma di iniziative e di manifestazioni che ogni fine settimana a Ovaro c'era qualcosa. Anche domani ci sarà ancora un altro appuntamento, fatto in particolare all'aperto, nei paesi, nella piattaforma che è libera, quindi non ha problemi di Covid, e quindi abbiamo iniziato proprio a cercare di dare una stracciata, come dicevi tu. Bene, allora tanti auguri a te e a tutti gli ovaresi e buon lavoro. Grazie anche a te, Friuli.
Questa trasmissione è stata offerta da Caseificio Valtagliamento,